Rieccoci a Primus Inter Pares, nella seconda parte, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Oggi una delle situazioni drammatiche davvero che nessuno di noi pensava è l'acqua. Sembrava una cosa che fosse banale, invece di un'importanza di vita da parte di tutti. E qui non piove da molto tempo, le previsioni dicono che non pioverà ancora per molto tempo. E quindi abbiamo qui ospite Paolo Ferraresso, presidente del Consorzio della Bonifica del Bacchiglione, proprio per parlare di questa situazione che non è sicuramente da sottovalutare. Anzi, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera a lei. Allora, inizio con proprio la prima, ma questa crisi dell'acqua si poteva prevedere, era tra le ipotesi che uno poteva fare, perché se è così davvero la cosa diventa ancora più grave se nessuno ha preso delle soluzioni da risolvere. Sicuramente è imprevedibile, però i cambiamenti climatici stanno portando a un cambiamento totale del clima, quindi anche l'acqua ha bisogno di essere ripensata, ridisegnata e ridistribuita. Quindi non piove, la temperatura media si è alzata, ci manca la neve in montagna, quindi ci manca l'accumulo che lentamente scende nella falda e porta poi l'acqua all'irrigazione, porta l'acqua anche alle persone, quindi senza neve e pioggia in montagna, in pianura abbiamo poca risorsa. E quindi serve intervenire sull'uso della gestione dell'acqua, cioè del consumo dell'acqua, cioè bisognerà che la politica cominci a fare un ragionamento serio e dire oggi la situazione è questa, la regione in parte è intervenuta, qualche sindaco pure, ma bisogna proprio usare questo modo per avere la certezza che almeno un po' d'acqua c'è. Ma se prima o dopo termina l'acqua, cosa succederà? Allora c'è bisogno di infrastrutturare il paese. Come? Con una serie di interventi definitivi da prendersi prima che arrivi il problema, quindi prima dell'emergenza, una serie di interventi che possono essere il piano laghetti, che è stato proposto da Coldiretti e da Ambi Nazionale, quindi una serie di laghetti, 10.000 laghetti di tutta Italia per l'acqua irrigua, ma ci sono un sacco di altre cose che si possono fare. Si può trattenere l'acqua dove è possibile con degli sbarramenti sui fiumi, creando dei canali appositi per il trattenimento dell'acqua da usarsi quando ce n'è bisogno, e poi dobbiamo pensare che noi come Veneto tratteniamo solo il 5% dell'acqua piovana, il resto va a mare. Questo è il vero problema del Veneto, mentre in altre regioni d'Italia si arriva anche al 30%. Infatti ora qui al punto che l'Italia ha il prelievo di acqua più alto d'Europa, serve imparare a contenere i consumi come sta dicendo lei, quindi, però abbiamo le strutture per poterlo fare? Attualmente no. E abbiamo anche un territorio complicato. Il Consorzio Bacchiglione parte dai Colli Euganei e arriva al mare a Chioggia. Dove arriva al mare siamo a 2-3 metri sotto il livello del mare, quindi l'acqua si insacca e dobbiamo pomparla via, tutta zona di bonifica. Quindi questo è il vero problema del territorio veneto, bellissimo ma complicato. E per risolverlo? Dobbiamo fare delle infrastrutture, un piano invasi, anche di pianura, dove trattenere l'acqua. Delle grandi vasche, dei grandi fiumi. Noi siamo già intervenuti in Riviera del Brenta su un pezzo che era stato destinato all'idrovia e abbiamo fatto una vasca. Adesso abbiamo già progettato un secondo progetto per 10 ettari di un'altra vasca per trattenere l'acqua. È così sui colli, è così a Abano, è così a Teolo. Ma quando possono essere già... Appena arriveranno i finanziamenti noi partiamo, i progetti sono definitivi. Ecco, ma i progetti definitivi, ma i finanziamenti arriveranno? Punto di domanda? Io credo che dovranno arrivare per forza, perché il futuro è questo. Trattenere l'acqua sia per gli usi umani, sia per l'uso dell'agricoltura, che l'agricoltura, piaccia o non piaccia, è una conseguenza all'uso umano. Senta, la quota di perdite idriche ammonta al 42% più o meno in Italia, ovvero si perdono 41 metri cubi al giorno per chilometri di rete. Era per questo motivo che lei diceva bisogna fermare quell'acqua e tenerla? No, non è per questo, riguarda prevalentemente l'uso potabile questa perdita. Cioè, ci sono vecchi impianti datati. Quindi questo non ha nulla che vedere? I canali di bonifica sono dei canali a cielo aperto dove l'acqua evapora come in tutte le parti, però trattenendola, facendo degli interventi mirati. Cioè, appunto, anche lì si può tenere anche quella lì. Quindi. Cioè, stiamo mettendo appunto un intervento con l'Università di Padova per studiare questi laghetti, come andranno fatti per trattenere il più possibile l'acqua. E questi laghetti che dimensione avranno?
Ma dipende dal terreno, possono trattenere 5.000 metri cubi, 10.000 metri cubi, quello che abbiamo bisogno in situazione per situazione. Ecco, sì, al di là di tutto poi succede che quando verranno fatti comincia a piovere, quindi diventa... Ma non importa, servono come laminazione. Cosa vuol dire? Che se viene tanta pioggia si svuotano e si riempiono della pioggia che viene, quindi portano via anche l'acqua alle città. Senta, il LEB è essenziale per l'irrigazione del Bacchiglione. Allora, il LEB... ricordiamo che l'EB è il canale Lessini, Euganeo e Berico, giusto? Sono tre consorzi elementari, esatto. Sono tre consorzi elementari che hanno dato vita al LEB. È l'unico canale irriguo veneto che serve mezza pianura, mezzo Veneto. Allora è un canale artificiale, è stato rimesso a punto 15 giorni fa con un intervento da 20 milioni di euro, il primo tratto, e porta acqua da Verona, da Belfiore Verona, fino a Padova, la scarica a Monte Galdella nel Bacchiglione. E quindi? E quindi è la nostra arteria principale. È quella che dà vita, insomma, sotto l'aspetto acqua, certo. Insomma, tutto... Quindi noi prendiamo l'acqua dall'Adice e la riversiamo nel Bacchiglione, perché il Bacchiglione è un fiume povero, è un fiume d'estate, è un fiume di risorgiva, quindi non ha affluenti, e come cala la falda, cala anche il Bacchiglione. E quindi, ma senta, al di là di tutto, il Bacchiglione è un fiume che non ha una sorgente, dunque praticamente... No, è una risorgiva proprio, esce da terra e incomincia a scorrere verso Padova. Però, è molto corto anche, quindi non ha affluenti, non ha altre portate. E noi lo possiamo alimentare con il LEB e con un tratto del Brentella, quel fiume che c'è sul Brenta, c'è questa derivazione che si chiama Brentella, e alimentiamo con quella del Bacchiglione. Senta, parlavo prima di razionamento, dicevamo per l'agricoltura, immagino soprattutto, mentre per l'uso civile mi dicono che ad oggi non c'è ancora questa preoccupazione, o no? No, per l'uso civile parliamo di altri consumi, quindi per adesso la falla in cui attinge la città di Padova è una falla importante e anche la situazione delle acque di Padova sono ancora positive, però bisogna cominciare a risparmiare anche là, bisogna cominciare a mettere in atto tutti quegli accorgimenti, soprattutto d'estate, per consumare il meno possibile, perché non è infinita la risorsa e questo è il vero problema. Ecco, senta, mi dicevano, Presidente, che per cercare di risolvere il problema bisognerebbe che piovesse per un mese per risanare le falde, un mese continuativo e anche in maniera importante. Forse anche di più, perché la falda si carica lentamente, bisogna caricare la falda sotto in pedemontana e lentamente lei scende, ma ci vogliono anni perché si rimpingui la falda. Quindi è davvero un problema, un metro di falda da riempire. E quindi quanto tempo di pioggia ci vorrebbe? Ci vorrebbero le nevi, ci vorrebbe la neve che viene all'inizio dell'inverno, che rimanesse lì 2 o 3 mesi e lentamente si scioglie e entra in falda. E qui non nevica neanche più? E qui non nevica neanche più, questo è il vero dramma. Senta, se succede che ovviamente il cambiamento climatico per motivi che conosciamo, per colpa sempre dell'uomo, perché poi alla fine è la colpa dell'uomo. Ci mettiamo qualcosa. Ecco, qui bisogna cominciare a pensare seriamente, come nei paesi africani, di prendere l'acqua dal mare. Però ha un costo enorme, ha un costo enorme e una qualità molto scarsa per il consumo umano. I colleghi sono andati in Marocco per vedere proprio questo scenario futuro. È molto costoso e anche non possiamo più permetterci di piantare mais o dobbiamo piantare delle piante che hanno un'irrigazione limitatissima, goccia a goccia, quasi una rugiada, quasi una brina, per poter essere competitivi. Quindi davvero è un lavoro che... però il futuro sarà così se continua questo cambiamento climatico? Se non infrastrutturiamo il territorio sarà così, ma se riusciamo a infrastrutturarlo riusciremo sicuramente a gestirla. Con le piove che arriveranno prima o poi? Con le piove che arriveranno, con l'acqua che non buttiamo più a mare, perché non c'è più una necessità di buttarla a mare, e quindi la tratteniamo noi dentro i nostri canali, i nostri laghi, laghetti. Ma lei è molti anni che è presidente del consorzio, 8 anni credo mi corregga. 8 anni, sì. Avrei mai pensato di arrivare a questo punto quando è iniziato, no? Sicuramente no, perché principalmente un consorzio di bonifica serve a portare via l'acqua, non a trattenerla. Quindi pensiamo che ogni anno succedono delle situazioni gravi, tantissima acqua in pochissimo spazio. Pensiamo al 2021 a Banotè,
Terme, piuttosto che al Bignasego, un'enormità d'acqua che abbiamo dovuto scaricare in mare perché ha messo sotto scacco due cittadine, forse fra le più grandi che abbiamo attorno a Padova, e in 2 ore ha piovuto tanto come 2 mesi. Quindi queste sono le situazioni. Senta, Padova era una città di acqua perché l'hanno ovviamente soprattutto un sindaco ha deciso di tombinarla tutta e quindi ha fatto un danno da un punto di vista personale anche sotto l'aspetto di vivere la città incolmabile. Vuol dire che con questo sistema viene penalizzato anche l'arrivo dell'acqua, cioè praticamente l'acqua su un canale oppure in stradale su dei tubi, definiamolo così in maniera semplice, cambia qualcosa oppure è ininfluente? Beh, la città di Padova è una città blindata, dico io. La città di Padova ha un sistema di controllo dell'acqua che è impossibile che vada sott'acqua, perché quando l'acqua cresce nel Bacchiglione e arriva al Ponte dei Cavalli viene chiusa tutta intorno alla città, quindi la città viene tutelata e l'acqua viene fatta correre fuori. Da che parte? Però qui abbiamo avuto delle... Ma Padova centro storico, certo. Padova città dove c'è lo scaricatore. No, la mia domanda era diversa, siccome Padova città sarebbe una città ricca di canali, sì. Però qualcuno anni fa li ha chiusi. Sì. Oggi tutti i canali di Padova sono tombinati, ecco, sì. La parola giusta. Le domando, tombinare un canale equivale a rovinarlo e a far sì che arrivi meno acqua o è ininfluente? Beh, ho detto, dentro la città di Padova non è importante perché l'acqua di Padova è gestita, mentre fuori dalla città è importante che i canali siano a cielo aperto. Ecco, questa è la domanda. Perché no? questo era il punto. Beh, anche a Padova forse sarebbe normale. Ma non c'è il problema perché la chiudono l'acqua perché non entri a Padova, quindi riescono a gestirla anche con i canali chiusi. Manca a livello ambientale, manca a livello visivo, manca la bellezza, manca tutto con un canale tombinato. Questo lo stavo dicendo. Mentre fuori Padova un canale tombinato è un pericolo se viene un temporale, perché in ogni caso è una strozzatura, in ogni caso è una mancanza di invaso. La risposta è che tombinare un canale è una rovina. Certo, volevo sapere questa risposta. Noi cerchiamo di farne tombinare il meno possibile e dove devono tombinare per forza gli ordiniamo di fare dei lavori di compensazione tipo una vasca, tipo un abbassamento del terreno in modo... Era questo che volevo capire, cioè tombinare un canale alla fine è un danno per... Certo, l'acqua è libera, libera dell'acqua non c'è niente, è la sua strada. E come funziona, senta, proprio sotto un aspetto di consorzio, aprire e chiudere i rubinetti, che entri più acqua, che esca meno acqua? Ce lo racconti anche? Perché noi stiamo arrivando... Cioè, quando arriva tanta acqua bisogna chiudere, aprire di qua. Mi spiega un attimino come funziona? Allora, pensiamo a un'emergenza meteo. Un'emergenza meteo, arriva un'emergenza meteo, non so... colore arancione, quasi rosso, quindi mettiamolo rosso. Cosa succede? Il consorzio, appena arriva questa allerta, cosa fa? Svuota tutti i canali. Come fa? Ha una serie di chiavi, di meccanismi idraulici, di sistemi di telecontrollo e apre tutto e manda tutto sotto pompa e viene riversato a mare. Senta, sotto pompa cosa vuol dire? Che noi abbiamo 44 impianti idrovori che prendono l'acqua e la scaricano in mare, 44 impianti. E vengono comandati da un'unica centrale oppure ci sono più centrali? C'è una centrale unica a Santa Margherita di Codevigo, che è un'altra sede operativa che abbiamo. E lì sarebbe il centro del... certo. E lì ci sono sempre delle persone giorno e notte che lavorano in quella oppure... Ma si può anche lavorare da remoto ormai abbiamo i telecontrolli che li possiamo vedere anche sul telefonino, insomma, quanto è aperto, quanto è chiuso, quanto si deve aprire. Ah, così. Cioè, quindi tecnologia avanzata ormai. Quindi alla fine della giostra è l'uomo che decide sempre chi e dove aprire. Sempre l'uomo. E quindi se succede che arrivi tanta acqua e l'uomo decide, stiamo ovviamente allagando una città, facciamo uscire l'acqua in quel punto lì. L'uomo decide di farlo uscire in quel punto lì, quindi la maggior parte delle volte è voluta, non è che però la nostra acqua la facciamo o la scarichiamo nei fiumi, quindi Brenta, Bacchiglione, o la scarichiamo direttamente a mare tramite la laguna, non è che la scarichiamo in un paese, in una città. Senta, l'idrovia poteva essere utile in questo momento? L'idrovia potrebbe essere utile, infatti noi abbiamo... Perché dice potrebbe? Perché secondo me è difficile realizzare l'idrovia, ci è perso troppo tempo.
È una cosa che bisogna mettere in moto. Con il fondo del PNRR i tempi sono troppo corti e quindi credo sia un po' difficile. Ma noi ci crediamo all'idrovia. Se ci fosse l'idrovia come scolmatore di piena e anche come accumulo adesso sarebbe eccezionale. E come mai non è stata fatta questa? Questo bisogna chiederlo ai nostri padri politici, perché hanno deciso di non farla. Ecco, ma oggi si può rimediare a questo oppure no? Ci vuole un grosso investimento per fare una cosa del genere. Parliamo di miliardi, quasi di euro. Miliardi di euro. Penso proprio di sì, se vogliono fare l'idrovia come l'avevano pensata, studiata, con navigabile, con una serie di... E senza farla navigabile solo per Noi come Consorzio Bacchiglione, poi glielo farò vedere, abbiamo già fatto un progetto, quello che gli ho detto di un laghetto sul sedime espropriato nel 1960, quindi già del demanio dello Stato. Abbiamo un progetto per farne 10 ettari di fila proprio sul sedime dell'idrovia, proprio perché ci serve come laghetto sia di compensazione idraulica sia come accumulo d'acqua. Me la faccia pure vedere, tanto molte cose da chiedere, così poi la vediamo già anche adesso. E al di là di tutto questo servirebbe per avere possibilità di avere acqua comunque nei momenti di difficoltà. Esatto, sì. Non è che possiamo dare acqua a tutto il comprensorio, però averla in quei 2, 3, 4, 5 giorni in cui il territorio va in vaso pioggia. Però abbiamo tanti progetti da farvi vedere. Beh sì, vabbè, però peccato che non li abbiamo con il dischetto, li potevamo far vedere anche ai nostri telespettatori. Ve li faccio mandare se volete. Ecco, sì, casomai ce li farà mandare perché è utile. Vabbè, non importa, cioè, questi laghetti vengono vicino praticamente all'idrovia, giusto? No, sul sedime dell'idrovia, non vicino all'idrovia. Allora, un attimo. Vabbè, ma questi laghetti sono già, come diceva, in opera oppure? No, i laghetti sono progettati, sono tutte tavole qua dentro con anche i tempi tecnici per la realizzazione. Lo guardiamo dopo la pubblicità, eventualmente lo troveremo là. Volevo chiederle, gli invasi ovviamente servono per raccogliere l'acqua piovana soprattutto, no? Anzi, certo. È l'acqua piovana. Nel territorio del Veneto ce ne sono a sufficienza di questi invasi secondo lei o bisognerà farne degli altri oltre a quelli progettati? Ma no, ma sicuramente bisogna farne degli altri. Un'altra idea progettuale importante è nella pedemontana di usare le cave dismesse, quelle cave di ghiaia che sono state inutilizzate da anni, adoperare quelle per riuscire a fare una accumulo d'acqua. Sarebbero già pronte quelle lì? Sì, quasi. Meno, sì. Cioè è già prestabilito. Ecco. Ma anche il sedime dell'idrovia o di altri canali o di altri spazi magari che non sono stati utilizzati potrebbero diventare uguali alle cave, insomma si crea un bacino d'accumulo in ogni caso importante. Ecco, ma al di là di tutto questa acqua ovviamente poi bisogna collegarla a tutto il sistema per poterla poi... Cos'è che viene semplificato? Viene semplificato se l'area è vicina a un canale del consorzio. Si fanno degli interventi di minima, si carica questa vasca per l'estate e si può anche scaricare quando viene troppa acqua. Questo è un po' il principio. Senta, ma tutti questi invasi, questi ovviamente laghetti, sono opera della regione oppure dello Stato italiano? Sono opera dello Stato italiano. E quindi lo Stato deve dare mandato alla regione, mandato intendo i soldi per poterlo fare, insomma, quindi... Perfetto. Quindi lei con la regione Veneto... Noi lavoriamo assieme alla regione Veneto, abbiamo presentato questo piano, noi abbiamo presentato un piano di 136 milioni di euro per fare degli interventi sul bacino del Bacchiglione. L'abbiamo condiviso con la Regione e abbiamo chiesto ai ministeri, perché sarà più di uno interessato, di finanziare le opere che sono qua dentro. Ecco, le opere che lei mi sta accennando servirebbero ovviamente in caso di necessità di acqua e in caso che ci sia in esubero di acqua. Sono multi-obiettivo, hanno una funzione primaria per salvare la gente che non vada sott'acqua. E la seconda funzione è quella di avere acqua per l'agricoltura, acqua per il territorio, acqua per l'ambiente quando ce n'è bisogno. Le faccio un esempio, ne abbiamo progettati 2 nei colli dove abbiamo messo anche un punto per caricare l'antincendio perché sui colli non c'è nessun posto per caricare l'antincendio. Quindi dentro a questi laghetti, a questi progetti sono due mirati proprio per l'antincendio dei colli e con il clima che c'è, insomma, non è che sia una cosa tanto da sottovalutare. Fermo qui, andiamo in pubblicità, poi continuiamo su questo ragionamento. Rimanete con noi a tra poco.